Il fatto è che puzza da marcio e i topi viaggiano. Fossati che fiancheggiano i passeggi di Viale Vittorio Veneto, trasformati in rigagnoli maleodoranti, dove i topi proliferano, l'acqua scarseggia e l'odore con il caldo è spesso insopportabile. La protesta viene dai residenti nelle vie adiacenti, una delle passeggiate più amate della città di Treviso, già al centro delle polemiche in più occasioni nel corso dei decenni per la famosa o famigerata pista ciclabile. Ora il problema è quello dell'acqua. Dalla grande asciutta dello scorso marzo, con la simulazione del cosiddetto deflusso ecologico del Piave, la situazione, lamentano i residenti, non è più tornata come prima. Ogni tanto l'acqua ricompare, dicono, ma l'effetto dura poco ed in breve i fossati diventano puzzolenti cloache. Stamattina era bella alta, abbastanza. Adesso vede, si è già asciugata. Si è già asciugata. Adesso col caldo. È col caldo. Insomma, ci sono diversi disagi. Questi passeggi sono sempre stati maltrattati da parecchio tempo, da parecchi anni. Altre lamentele riguardano poi la sosta selvaggia lungo il lato ovest dei passeggi. Qualcuno ha tolto i paletti che impedivano l'accesso ai veicoli e spesso automobilisti indisciplinati ne approfittano per parcheggiare la macchina. Sono là in fondo. Là in fondo non c'è neanche un paletto. E neanche dall'altra parte dove si esce da via General Cantore.